domanda, dialetto o lingua. Allora, già il fatto che in Sicilia ci possano essere 4 modi diversi per indicare la tartaruga, non vi dico quanti ce ne sono per indicare le bietole, non vi dico quanti ce ne sono per indicare le trottole, ma in generale non c'è quasi parola che non abbia dei competitor in altre aree della Sicilia. Già come dire, la risposta della domanda non è una lingua, ma come non è una lingua per tanti fatti fonetici, perché poco fa vi dicevo, si dice cucchia nella parte della Sicilia occidentale, ma nelle altre nella parte sudorientale, quindi quella che comprende da Siracusa sino a Palma di Montechiaro, PLCL latini diventano C, quindi noi abbiamo cuccia, come abbiamo non chiave ma abbiamo chiave, come non abbiamo chiù ma abbiamo ciù, come non abbiamo chiangere ma abbiamo ciangere e via di questo passo. Quindi abbiamo differenze fonetiche, abbiamo differenze lessicali, a volte abbiamo anche differenze di tipo morfologico, perché già sono solo il pronome di prima persona singolare si dice almeno in 4 modi diversi, cioè non c'è nessuno che possa dire si dice così. In Sicilia devo faccio la maestra di prima elementare, io sono, tu sei, vieni, siamo, vi siete, e si sono io. Come si dice io? E già, come dire, e già ci siamo fermati, perché già non ci possiamo mettere d'accordo, perché non c'è una forma prevalente e non c'è una forma giusta. Allora, il discorso è un altro, la domanda io la porrei così: ma se chiamiamo il siciliano dialetto, ma ci dobbiamo offendere? Risposta: no, perché dialetto non è una brutta parola. Come lingua non è qualcosa che indica un'eccellenza. Essere lingua o essere dialetto è frutto di un percorso storico-culturale. Diceva Tullio De Mauro, la differenza tra una lingua e un dialetto è che la lingua ha l'esercito, la marina e l'aviazione. Questa è la differenza. E dopodiché, proprio perché ha un esercito, una marina e un'aviazione, è obbligata a trovare una standardizzazione, perché neanche il toscano ne aveva né ha la standardizzazione, perché il dialetto di Livorno non è quello di Pisa, e quello di Lucca non è quello di Firenze. Quindi ancora oggi loro hanno i dialetti toscani. Quello che noi parliamo oggi e tutti quanti diciamo ah ma questo è il fiorentino, no, non è il fiorentino, è una forma di standard che ha come base il fiorentino scritto, che è un'altra cosa.